per capirci qualcosa di più di questo Stato che ci assomiglia ma è in un luogo veramente originale per essere uno Stato della società occidentale, cercheremo di guardarci dentro con Anna Momigliano, che è caporedattrice della rivista Studio, dovrebbe essere in onda con noi. Buon pomeriggio Anna. Buon pomeriggio. Allora, che cosa esattamente è successo? Come mai è caduto il governo di Netanyahu? Ma diciamo che si può vederla in due modi. Il primo modo è quello che dicevate voi prima, è caduto per una legge sull'identità dello Stato ebraico che i membri più moderati del governo non volevano votare. Un'altra questione è che è caduto perché Netanyahu l'ha voluto fare cadere, nel senso che Netanyahu si trova ormai da 1 anno e mezzo con degli alleati che lo frenano molto, lui è convinto di poter stravincere le prossime elezioni e così probabilmente ha fatto questa legge anche proprio per avere una scusa per cacciare fuori i moderati dal suo governo e quindi chiamare le nuove elezioni. Ecco, quindi una forzatura che era già in ottica elettorale. Allora, le elezioni saranno il 17 marzo. Ti volevo chiedere brevemente 2 domande nelle quali puoi rispondere con una sola risposta, e sono i principali temi, secondo te, di politica interna che animeranno queste elezioni anticipate in Israele, ma soprattutto quello che ci può interessare di più sono i principali temi di politica estera di Israele che insomma animeranno queste elezioni e ovviamente avranno poi delle ripercussioni su tutto il resto dello scenario. Ma, queste elezioni pare, così almeno dice la stampa israeliana, che si giocheranno soprattutto sull'economia, perché in Israele non c'è proprio la crisi come c'è in Europa, però c'è una differenza tra ricchi e poveri sempre in costante aumento, soprattutto c'è una classe media molto insoddisfatta perché aumenta il costo della vita, i giovani non trovano più casa e pare che sia questa il tema principale di queste elezioni, anche un po' il tasto dolente per l'attuale governo. Mentre in politica estera sarà sicuramente Hamas, il gruppo estremista palestinese che sta a Gaza, il tema di discussione, però io non so veramente che dibattito ci sarà a riguardo, perché in realtà a parte l'estrema sinistra, sono tutti più o meno d'accordo su cosa fare con Hamas, che è in soldoni alla linea dura, quindi in realtà il vero tema sarà l'economia. Ecco, quindi elezioni di politica interna dove alla fine anche Israele si ripiega un po' su se stesso in queste elezioni. Soffrono la crisi esattamente come noi o hanno magari qualche problema diverso rispetto alla maggior parte dei paesi europei o agli Stati Uniti? Il problema principale è disoccupazione anche lì o sono... No, non c'è un problema di disoccupazione paragonabile all'Europa, specie la disoccupazione giovanile non è così forte. Il problema è il costo della vita, nel senso che Israele ha salari relativamente bassi, simili a quelli dell'Italia, però ha un costo della vita altissimo, perché essendo un paese piccolo, circondato da paesi arabi con cui non ha rapporti, con cui praticamente non si parlano, tutto è importato, quindi tutto costa tantissimo, specialmente le automobili e i materiali di costruzione, quindi le case costano tantissimo. Il problema è che i giovani lavorano, però non sono pagati abbastanza per poi trovare un affitto, e questo diciamo è un problema molto sentito. Ecco, in questo comunque c'è quindi una società che si blocca al momento di creare nuove famiglie, se non ho capito male. Esatto, sì, soprattutto c'è un problema che il mercato del lavoro è molto concentrato a Tel Aviv, che è la capitale economica di Israele, però Tel Aviv è carissima, è più cara di New York, è una delle città più care del mondo, e quindi c'è tutto un problema di giovani coppie che devono decidere, diciamo, se avere un lavoro o avere una casa, e questo chiaramente porta a un fortissimo malcontento. C'è stato anche una specie di movimento di indignados di Occupy Wall Street nel 2013 sono scesi in piazza, hanno fatto molto rumore, poi la cosa è un po' caduta, però secondo me in fase elettorale tornerà, insomma tutto questo, il voto giovanile tende a essere un discorso a parte rispetto alla politica. Nel 2013 all'ultima elezione hanno votato in massa un partito che si chiama C'è un futuro, che è nato proprio per con una piattaforma elettorale tutta impostata sull'economia e i giovani, però io non so chi voteranno a questo giro, perché questo partito ha detto noi faremo un sacco di cose e poi non le hanno fatte, quindi a questo giro non avranno più l'effetto sorpresa, l'effetto novità. Leggevo sul Foglio di Sabato un lungo articolo che parlava dei kibbutz, degli insediamenti al di fuori della grande città Tel Aviv,
che chiaramente è cosmopolita senza dubbio. Queste realtà sono ancora molto forti, cioè realtà agricole mono o bifamiliari, appezzamenti agricoli, sono ancora molto forti dal punto di vista delle persone, insomma, sono molto popolate, oppure è un fenomeno molto residuale? Sono un fenomeno molto residuale e molto di moda allo stesso tempo, nel senso che andare a vivere nei moshav, che un qualche tempo fa era passato di moda, invece adesso sta tornando molto di moda, è pieno di yuppie, di giovani rampanti che lasciano Tel Aviv per andare a vivere in questi moshav. Il problema è che poi molte delle persone che ci si trasferiscono adesso poi non sono più agricoltori, sono professionisti che fanno i pendolari con le città. Quindi ci sono sempre più persone che abitano in queste comunità molto particolari, però anche sempre più persone che in realtà sono cittadini, non sono dei veri agricoltori dei moshav. Questo è un grande elemento. Sono una realtà in crescita, ma che si sta un po' snaturando. Ecco, diventano commuters, diventano pendolari, residenti fuori dalla fascia di alto costo. Interessante, esatto, questo aspetto. Esatto. Anna, io ti ringrazio di quest'altra occhiata che ci hai lasciato dare sullo Stato di Israele. Seguiremo come vanno poi queste elezioni e man mano magari ci ricollegheremo con te per guardarci dentro. Al momento quindi tu non ti sbilanci sul pronostico, quindi figurati se ci sbilanciamo noi che non ci capiamo ancora niente di questa società molto complessa, però intanto ti salutiamo. Grazie Anna. Buon pomeriggio. Anna Momigliano, caporedattrice della rivista Studio, dove immagino troverete delle notizie ulteriori su Israele e la società israeliana. Uno Stato che è in ogni modo affascinante. Ultimamente mi incuriosisce molto. Mi incuriosisce molto, ma comunque è affascinante perché divide moltissimo. E ci sono dei contrasti molto forti, sia tra i mega tradizionalisti e invece quelli più progressisti, come tra chi vive appunto nel kibbutz o non ricordo l'altra parola, e poi fa il commuter, fa il pendolare tra questo e Tel Aviv, dove fa il professionista e non l'agricoltore come era in origine, ecco. Quindi tutto molto strano, un'occhiata molto importante, perché è una realtà assolutamente a noi sconosciutissima. E poi votano. Io più che altro sono affascinato da questi posti dove ancora fanno le elezioni anticipate, capito? Sì, tra l'altro per un motivo molto economico, quindi beh, sarebbe della vita, pensa che bello, alto. Cioè una campagna elettorale dove l'argomento non è, che ne so, Dudu, ti ridò l'IMU, te la metto dentro nella cassetta della posta quando esci la mattina se scrivi la lettera a Babbo Berlusconi, oppure gli 80 euro, ma dove si dice attenzione, abbiamo un problema che è quello di creare nuove famiglie, come lo risolviamo, ricette a confronto. Pensa che bello. Esatto, tra l'altro una disoccupazione bassissima, perché leggo adesso nel 2014 è il 5,70%, quindi veramente fisiologica. E hanno questo problema di prezzi. Però ecco, era giusto per darvi l'assaggio di come non in tutto il mondo si perdono dietro le cene di Roma Capitale oppure dietro i tweet di Renzi. Ci sono luoghi dove si parla di politica nel senso vero della questione, soprattutto lì che è un avamposto. Quindi tutto ciò che sia fuori dall'Europa, c'è il dibattito politico, ci sono i problemi sul tavolo e si tenta di fuori dall'Europa. Parliamone, ma dopo Giulian Casablanca.
ecco, tu non lo sai, ma ogni Natale, ogni dicembre la mando sempre qui in radio. Anche quando non avevamo il programma? Esatto. Venivi il qui, terzo, tiravi un calcio al conduttore? Qualcosina abbiamo sempre fatto, dai. Devo fare così. Abbiamo sempre fatto qualcosina. Dove? Io non venivo in radio da anni. Ma perché tu sei tu. Poi ho trovato la porta aperta e non mi hanno più staccato. In realtà è andata così. C'è gente che ti vuole tirare fuori. C'è fuori la polizia che telefona ogni volta che mando la canzone. Pinti, hai in ostaggio il regista e l'amministratore. Che cosa vuoi? Io chiedo sempre una pizza per tirare lungo di un giorno e poi vi dico... Abbiamo un sacco di canzoni natalizie. Ma bastano queste canzoni natalizie. Mandiamo subito un'altra. No, vuoi mandarne subito un'altra? Ma cosa siamo? Ma la radio Tantam canzone. Pubblicità, canzone. Facciamo e basta. Beh, ci sono le radio così, lì, però fanno, nel senso, anche la bella vita. Io ormai devo dire che quando li ascolto penso... Ma intanto arriva il messaggino meno canzoni, più chiacchiere. Ogni tanto è arrivato, sì. Alle volte invece arrivano al contrario, nel senso ti sembra di dire una cosa importantissima che richiede tempo e ti arriva l'SMS e ti stronca le gambe con scritto "Oh, basta, vogliamo la musica". Allora, intanto ci segnalano anche politici israeliani e noi vedremo questo Naftali Bennett, vedi che il Salvini israeliano, così definito, la nuova strada della destra israeliana. Andremo a guardarci anche dentro questo stato che quantomeno ha, diciamo così, ripeto. Naftali Bennett, mi voglio rimettere la canzone di Tony Bennett. Adesso ci pensiamo. Prepara la canzone di Tony Bennett, ma prima di sentire le canzoni di Tony Bennett andiamo nel nostro viaggio verso est, anzi nord-est, e torniamo sulla questione Russia-Ucraina. Ci torniamo perché il 12 dicembre, giornata che avrete già sicuramente segnato nel vostro calendario, perché alle 20:30 presso il ristorante La Tortuga ad Andora Savona c'è la cena di Radio Padania. Inspiegabilmente non c'è solo questo evento, ma c'è anche alle ore 12, ma alle ore 12 non della notte, ma antimeridiane. Tanto tu stai smanettando perché ti hanno tolto il computer a casa lasciandomi solo a dire queste cose. Ma c'è un convegno con Giulietto Chiesa e una serie di personaggi di cui vi darò così nota subito dopo la pubblicità, che si intitola Global Warming, non Warming che è riscaldamento, ma Global Warming, che mi vuol dire in inglese? Warning è allerta. Non c'è un altro termine. Allarme. Warning, attenzione no. Sì, warning, anche sul cartello warning. Quindi subito dopo la ottima pubblicità che ci tiene compagnia e che fa in modo che Bordonaro possa smanettare senza molestare. Senti, sto scegliendo la musica e sto leggendo i messaggi. C'è il jukebox, stai cercando 50 lire per mettere la prossima canzone e mentre noi cerchiamo 50 lire e pubblicità. Ladri e rapine? Chiama Securbet.
2. E dicevamo 12-12, quindi venerdì che arriva a Roma si terrà questo convegno che si chiama Global Warming, attenzione alla consonante perché non vuol dire riscaldamento globale ma allerta globale. Allerta globale perché insomma stiamo andando verso una guerra mondiale o verso un conflitto multipolare, questo è un po' il sottotitolo. Degli elementi di stranezza ne registriamo tutti i giorni. Oggi pomeriggio cerchiamo di unire un po' i puntini con un nostro graditissimo e non inedito ospite che è Giulietto Chiesa, dovrebbe già essere in onda con noi. Buon pomeriggio Giulietto. Buon pomeriggio. Allora Giulietto, partiamo da questo convegno che farete come Pandora TV a Roma proprio questo venerdì. Ci vuoi dare una presentazione di perché è importante incominciare a unire i puntini su quello che sta succedendo nel mondo? Intanto abbiamo cominciato a unire i puntini mettendo insieme interlocutori molto diversi tra di loro, di diversa provenienza, di diversa nazionalità. Facciamo parlare i russi, ci saranno 2 oratori russi molto importanti. Uno è Mikhail Leontiev, che è giornalista notissimo del primo canale russo, ma anche da non molto tempo vicepresidente di Rosneft, che è il gigante petrolifero russo più grande del mondo, tra l'altro. E poi avremo come secondo oratore, non meno importante, uno dei più stretti collaboratori di Putin, cioè Sergei Yurievich Glaziev, che è il consigliere economico del presidente. Quindi avremo 2 voci russe importanti insieme a Paul Craig Roberts, avremo Pepe Escobar e diversi altri oratori italiani, tra cui alcuni deputati. Speriamo che siano anche più di quelli che finora si sono annunciati. Mi pare che ci sarà anche un messaggio di Salvini, quindi abbiamo, come dire, un ampio spettro di posizioni e l'idea era proprio questa, di formare un luogo dove le posizioni si possono chiarire senza troppa diplomazia. Tutti quelli che sono invitati parleranno chiaro e ovviamente non è detto che dicano le stesse cose che dico io, però insomma sarà un posto interessante e noi tra l'altro vorremmo poi pubblicare tutto, cioè registreremo tutto e se funziona, se troviamo i soldi, faremo anche una pubblicazione in modo che ci possa essere una specie di antologia che, da come abbiamo messo insieme gli oratori, non sarà certo consonante con quello che dicono i giornali e le televisioni ufficiali. Noi diciamo delle altre cose, diciamo che il pericolo è molto alto, che la situazione si sta velocemente deteriorando, che non ci sono regole internazionali in questo momento, per cui nel caso specifico gli Stati Uniti stanno spaccando tutto, stanno giocando una partita di altissima pericolosità, provocando in tutte le direzioni e provocando i russi, perché la spiegazione di tutto quello che sta accadendo è una evidente provocazione contro la Russia, esattamente il contrario di quello che ci raccontano tutti i giornali, tutti i giorni da 5-6 mesi a questa parte. Ecco, la presenza di Paul Craig Roberts, vice ministro del Tesoro durante i primi anni dell'amministrazione Reagan, uno così guardandola nel menù degli invitati direbbe: ma cosa c'entra? C'entra perché pur essendo un repubblicano, pur essendo uno diciamo così, che ha avuto posizioni diciamo molto filoamericane, diciamo così, molto nazionaliste, e adesso ha cambiato idea ed è diventato fortemente critico nei confronti della politica dell'amministrazione Obama, ma in generale della politica americana. Il giudizio che io ho dato poco fa, che diciamo così mette gli Stati Uniti al centro delle responsabilità di questo momento, è lo stesso giudizio suo che io condivido in pieno. Lui dice: c'è stata una evidente accelerazione aggressiva degli Stati Uniti che vogliono ripristinare il loro potere in una situazione in cui lo stanno perdendo. Ma non lo stanno perdendo perché qualcuno glielo fa perdere, e lo stanno perdendo perché la crisi degli Stati Uniti d'America è il punto centrale della crisi mondiale in questo momento, è la crisi della loro finanza, è la catastrofe del debito che loro hanno esportato in Europa, è il fatto che l'intero meccanismo di produzione del denaro è nelle loro mani e loro non sono in grado di tenerlo a posto, nel senso che gli scoppia in mano. Allora il problema è: vogliono fare scoppiare in mano a noi il loro problema o siamo in grado
diciamo tutti insieme, di dire loro che noi non vogliamo seguirli su questa strada, primo, che noi non consideriamo la Russia un nemico, secondo, che noi vogliamo un'Europa che va dall'Atlantico al Pacifico, includendo la Russia come partner, non come membro, perché la Russia non aderirà mai all'Europa, insomma, per averla come interlocutore che è vantaggioso per noi e per loro, per avere un cuscinetto che impedisca la collisione, per esempio, tra gli Stati Uniti e la Cina, perché il vero punto aperto è non solo la Russia, ma la Cina che viene subito dopo, e questa è la grande questione. Come possiamo evitare di andare a una guerra se non ci mettiamo d'accordo con i russi e con i cinesi? Questo è il grande problema, e io credo che questa questione sia al centro della discussione del 12. Ci sono molti articoli in rete che collegano l'attuale prezzo del petrolio, che è bassissimo, e cominciamo ad accorgersene alle pompe di benzina, dato che anche i prezzi di gasolio e benzina sono veramente molto bassi. Collegano il prezzo del petrolio alla crisi tra Russia e Stati Uniti. È vero che il prezzo viene artificialmente tenuto basso per mettere in crisi la Russia, oppure nella tua analisi, nella tua opinione, questa è una falsità e ci sono altre ragioni? Ci sono, secondo me, altre ragioni. Questa che dici tu c'è sicuramente, perché un basso prezzo del petrolio mette in ginocchio la Russia, o perlomeno tende a mettere in ginocchio la Russia, perché influisce su tutti i prezzi energetici, quindi anche quello del gas, e siccome la Russia è grande produttore di petrolio e di gas, certo questo riduce drasticamente le sue entrate in valuta estera, cioè in dollari, e quindi certo l'operazione è guidata dall'Arabia Saudita, la quale in questo modo colpisce simultaneamente la Russia, non dimentichiamo l'Iran, il Venezuela, cioè i tre paesi, diciamo così, che si contrappongono in questo momento alla politica degli Stati Uniti. Avvantaggia la Cina, perché la Cina è assetata di energia ed è evidente che il gas russo e il petrolio iraniano si orienteranno verso la Cina, la quale pagherà meno le materie prime, però la sostanza è un'altra, secondo me, ed è che l'Arabia Saudita gioca per conto proprio anche contro gli Stati Uniti. Sì, perché gli Stati Uniti erano venuti in Europa attraverso Obama in persona in primavera a dirci: voi dovete rinunciare al gas russo perché noi vi daremo il nostro gas. Noi siamo esportatori, produciamo ormai un sacco di gas da scisti bituminosi attraverso il sistema del fracking, noi ne abbiamo abbastanza per nutrire di energia l'Europa, così voi sarete meno dipendenti dalla Russia e, aggiungo io, sarete più dipendenti dagli Stati Uniti. Questo in realtà è in corso, nel senso che è il progetto, ma ahimè, se il prezzo del gas e del petrolio scende al di sotto dei 72, 71, 70 dollari al barile, anche le perforazioni di gas da scisti bituminosi diventano troppo costose, cioè si chiudono i pozzi perché non è più redditizio. Ed ecco il grande problema, per cui la domanda perlomeno: come mai l'Arabia Saudita si muove per colpire anche gli Stati Uniti? Nessuno lo sa in realtà, ma io credo che sia un disegno molto preciso. L'Arabia Saudita sta diventando sempre di più un giocatore autonomo, perché sente che il peso dell'America si sta riducendo, cioè il peso del suo protettore storico non è più così forte come prima. 2. L'Arabia Saudita ha un grande nemico, l'Arabia Saudita sunnita, di religione sunnita, vede nell'Iran sciita il nemico principale, e la stessa cosa vede nell'Iran sciita il nemico principale Israele. Io credo che ci siano due protagonisti, che sono Israele e l'Arabia Saudita, che vogliono mettere in difficoltà gli americani e i russi per fare la loro guerra, diciamo così, contro il nemico religioso. Vogliono far fuori l'Iran, non solo per ragioni, diciamo,
religiose naturalmente, anche l'Iran è un concorrente energetico molto importante, ma soprattutto per ragioni religiose, l'uno e l'altro. E quindi noi siamo di fronte a un mondo che sta sfuggendo dal controllo anche degli Stati Uniti d'America, e io vedo in questo un'alleanza. Tra l'altro Obama tutta questa roba qua non l'aveva voluta, ma invece i repubblicani del Tea Party, diciamo così, l'estrema destra americana invece ha flirtato con l'Arabia Saudita e tende a mettere in difficoltà anche Obama. Quindi noi si andrà a una campagna elettorale in America forsennata, dove il tema dell'attacco contro la Russia servirà per coprire il tema dell'attacco contro l'Iran. Quindi già questa descrizione, se vera, e io credo che lo sia, dovrebbe preoccuparci moltissimo, perché è un segno di gravissimo disordine incontrollabile. Cioè, in poche parole, gli Stati Uniti stanno smettendo di essere l'impero perché non sono più capaci di essere i padroni, e quindi stanno facendo un sacco di guai in giro per il mondo. Bisognerebbe evitare di lasciarli andare oltre. Uno dei modi con cui li si può fermare, secondo me, è che l'Europa assuma una linea diversa da quella che ha assunto fino ad ora, che si è messa al carro degli Stati Uniti, che sta andando al disastro insieme a loro. Invece noi potremmo tranquillamente dire che noi ci neutralizziamo. Noi non abbiamo nemici, la Russia non è il nostro nemico, se qualcuno vuole andare in guerra ci va senza di noi. Ecco Giulietto, non ti abbiamo interrotto perché davvero era interessante vedere come piano piano stavi dipanando una matassa che altrimenti presa a singoli pezzi è molto intricata. Sì, un'analisi assolutamente non miope quella che hai fatto. Assolutamente ti chiedo di inserirci un pezzetto in più, che è quindi l'addio a South Stream da parte di Gazprom. Noi leggiamo che è per violazione di regole europee, ma all'interno di questo gioco grande che ci stai raccontando magari c'è qualcosa in più. No, ci sono molte altre cose, naturalmente io qui ho semplicemente sintetizzato le cose essenziali. Certo che la Russia, una cosa che molti non afferrano, è che la Russia in tutti questi decenni ha venduto il suo gas regolarmente all'Europa con grande piacere. Come dire, non è che la Russia non vuole vendere il gas o che usa il gas come uno strumento di ricatto. La Russia ha sempre venduto il suo gas e il suo petrolio, anzi vorrebbe venderne di più, quindi non c'è nessun problema. Siamo noi europei che abbiamo politicizzato la questione, continuando a tirare diciamo così, la corda e mettendo in difficoltà la Russia, perché l'avere appoggiato l'Ucraina nel suo golpe contro la Russia sostanzialmente è uno dei modi con cui l'Europa si mette sotto ricatto dagli ucraini, che sono praticamente i detentori della gran parte dei gasdotti che portano il gas verso l'Europa. E questo è il nucleo. Allora, Putin a suo tempo, e non solo lui, ma anche Schröder, l'ex cancelliere, avevano capito che un modo per uscire dal ricatto era fare dei gasdotti che bypassassero l'Ucraina, cioè che passassero dall'altra parte. Allora, durante l'epoca sovietica non c'erano problemi perché l'Ucraina faceva parte dell'Unione Sovietica e quindi l'Ucraina faceva passare tutto il gas. Nel momento in cui l'Unione Sovietica si rompe, i gasdotti rimangono in mano all'Ucraina, o perlomeno la parte ucraina dei gasdotti. Il risultato finale è che il governo ucraino è diventato in questi 23 anni praticamente il gestore dei rubinetti. Se lui li apre o li chiude, l'Europa viene rifornita, lo viene rifornita. Per cui la prima soluzione fu costruire il Nord Stream, cioè un gasdotto che dalla regione di San Pietroburgo direttamente va sotto il mare Baltico, passa tutto il mare Baltico e arriva direttamente in Germania, bypassando i paesi baltici, la Polonia e andando in Germania. Questa operazione l'ha fatta Putin insieme alla Germania di Schröder. Dopodiché è intervenuta l'Italia, e devo dire attraverso Berlusconi, che anche lui aveva capito questo discorso, e Berlusconi che cosa ha fatto? Si è messo a sostenere l'ipotesi di un altro gasdotto che si doveva chiamare South Stream, cioè il flusso del sud, passare sotto il Mar Nero
andare a finire dalla Russia in Bulgaria, poi dalla Bulgaria in Serbia, poi dalla Serbia in Italia, sostanzialmente in Slovenia e in Italia. Ed era l'alternativa anche questa che bypassava l'Ucraina, cioè in poche parole, con i due gasdotti sud e nord, l'Ucraina diventerebbe molto molto più debole e molto meno in grado di coordinare e di determinare il flusso del gas. Ecco, questo è il punto. Allora, a questo punto l'Ucraina adesso è diventata nemica della Russia. L'Ucraina è appoggiata dagli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno premuto sulla Russia e sull'Europa. E che cosa hanno ottenuto? Hanno ottenuto che la Bulgaria e l'Ungheria non possono più dare il benvenuto al passaggio del South Stream. Il risultato finale è che i russi hanno detto: va bene, non volete il nostro gas? Non volete il nostro gas? Noi praticamente il 30% del gas europeo viene dalla Russia, non lo volete? Bene, noi facciamo un accordo con la Turchia. Da un lato facciamo l'accordo con la Turchia, che è l'ultimo che hanno preso. Prima hanno fatto un accordo da 50 miliardi un mese e mezzo fa con la Cina per dirottare i loro gasdotti dalla Siberia e dall'estremo oriente russo verso la Cina. La Russia, se non può vendere in Europa, se lo vende altrove il gas. Che cosa ci aspettiamo che facciano? Che si arrendano di fronte a una manovra che è palesemente concepita per danneggiarli. Loro rispondono: va bene, non lo volete? Va bene, e noi lo chiudiamo il progetto, chiuso. Quanto ci perde l'Italia? 2 miliardi e mezzo di dollari, di euro, 2 miliardi e mezzo. La Saipem ci perde, l'Eni ci perde, il prezzo del gas, dopo l'accordo che la Russia ha fatto con la Turchia, sarà sicuramente più costoso. La Russia manda il gas in Turchia e la Turchia ce lo venderà a noi, ma siccome questo gasdotto è ancora tutto da costruire, diventerà il prezzo di costruzione, verrà scaricato sul costo di consumo e quindi noi pagheremo il gas il 10% in più. Cioè noi stiamo andando dietro agli Stati Uniti, stiamo facendo del male alle nostre tasche, ai nostri imprenditori, alla nostra vita, ai nostri consumi. È una follia totale. E di tutto questo si cerca di dare la colpa alla Russia, la quale Russia, per la verità, non ha nessuna intenzione. La Russia fino all'ultimo, io in questi mesi ho seguito in continuazione attraverso i canali russi che guardo tutti i giorni, i disperati tentativi russi di far passare il South Stream comunque attraverso l'Austria, visto che l'Italia non lo voleva più, convincere la Serbia, convincere la Bulgaria, ma se viene da Bruxelles lo stop, no, questo gasdotto non si deve fare perché la Russia bisogna danneggiarla, ed allora il risultato finale è che noi perdiamo il gas a buon prezzo, molto semplice. Interessante come ci sia questa scelta quasi ideologica, perché antieconomica, fatta nei confronti di quella che fino a 20 anni fa o poco più era lei l'Unione Sovietica. Invece sembrano davvero le parti ribaltarsi. Questa è una parte molto secondo me affascinante dell'epoca che stiamo vivendo. Un'ultima cosa che chiedo a Giulietto Chiesa, e non posso non chiedergliela, perché il nuovo governo ucraino del presidente Poroshenko e del premier Yatsenyuk ha ben 3 ministri un po' strani, perché un ministro, quello alle finanze, non un ministro secondario, Natalia Yaresko, è un ex funzionario del Dipartimento di Stato americano che è stata trasformata in cittadina ucraina con un decreto d'urgenza. Un secondo ministro, che è dello sviluppo economico e del commercio, quindi un altro dicastero importante, si chiama Abromavicius, è uno specialista in mercati emergenti e guarda caso viene dalla Lituania, che è uno dei paesi più ostili nei confronti della Russia, ma è il migliore, quello che davvero ci lascia un punto di domanda gigante e che rivolgo a te, è la nomina al Ministero della Sanità del georgiano Alexandr Kvitashvili, che era ministro della Georgia del presidente Saakashvili, quello che nel 2008 causò lo scontro con la Russia. È come dire che in Italia il nuovo governo che viene eletto, non lo so, fa ministri degli spagnoli, degli olandesi, o peggio. Tu hai detto che il ministro lituano è lituano, in realtà anche lui viene dal Dipartimento di Stato, perché dei 3 ministri 2 sono stati funzionari di alto livello del Dipartimento di Stato, cioè diciamo che sono americani, a prescindere dalla loro cittadinanza, dalla loro etnia di origine. Quindi 2 ministri su 3 sono americani, il terzo è un ministro anch'esso
che è stato pagato dagli americani, perché gli americani tengono in piedi l'economia georgiana praticamente pagando tutto quello che deve pagare. Piccolo paese, se lo possono permettere, anche perché stampano denaro quanto gli pare, quindi non è difficile pagare anche il reddito dei georgiani stampando denaro, stampando dollari. Quindi di fatto la Ucraina, che ci è stata presentata come in rivolta contro la Russia per garantire la propria indipendenza nazionale, in realtà non è in grado di fare un governo se non facendolo con ministri che vengono dall'estero, e cioè dagli Stati Uniti d'America. La cosa è perfino comica e dovrebbe far vergognare tutti quelli che in Europa hanno parlato di un'Ucraina che vuole entrare in Europa. Questa Ucraina non può entrare in Europa. Non credo che ci sia utile avere in Europa un paese come questo. Non solo perché nasce il suo governo da un colpo di Stato in cui sono stati utilizzati apertamente e finanziati dei gruppi nazisti e che ha dei ministri che vengono dai nazisti e che sono ultra nazionalisti di estrema destra, ma un'Europa come questa un'Europa non può avere un'Ucraina come questa. Io lo ricordavo in un dibattito recente con ucraini. Noi abbiamo fatto la pace con i tedeschi dopo la seconda guerra mondiale, perché se no l'Europa non sarebbe stata insieme, ci saremmo fatti battaglie in continuazione. L'Europa ha avuto il coraggio di dire a un certo punto si mette un punto fermo, si dice basta ai contrasti e si fa, come dire, il più possibile la pace. Ma se questi vengono dentro portandosi dietro l'idea che l'Ucraina deve fare la guerra alla Russia, allora non credo che ci serva. Non vogliamo portarci dentro della gente che vuole la guerra. Io per esempio non li vorrei così come sono, che si democratizzino, che diventino indipendenti, se vogliono andare in Europa che vengano in Europa, supposto che l'Europa voglia pagare il loro debito, si mettono d'accordo con gli 8 milioni di russi che hanno in casa loro, invece che massacrarli si mettano d'accordo, perché si devono mettere d'accordo, oppure gli diano la sovranità e l'autonomia, dopodiché vadano dove vogliono. Nessuno li vuole tenere dove non vogliono andare, però in queste condizioni stanno creando uno sconquasso generale che colpisce gli interessi di tutta l'Europa e anche i nostri interessi nazionali. Chi ce lo fa fare di avere alleati come questi? Non li vogliamo. Ecco, chiunque la pensi in questo modo o ha una curiosità di guardare oltre la minestra che ci viene propinata come versione ufficiale dei fatti, l'appuntamento è a Roma questo venerdì 12 dicembre. A che ora è l'incontro, Giulietta? Cominciamo alle 11. Cominciamo alle 11 e andremo avanti fino al pomeriggio avanzato. Ecco, per fare appunto una chiacchierata tra tante persone che, come diceva prima Giulietto, non diranno tutte la stessa cosa, ma avranno tutte un minimo comune denominatore, che è quello di parlare senza dover rendere conto a nessun potentato né economico né politico. Quindi è probabile che ci avvicineremo quantomeno a quelle che giornalisticamente potrebbero essere delle notizie o degli elementi su cui poi ognuno è libero di tracciare gli scenari che crede. Giulietto, io ti ringrazio molto di questa intervista. Grazie. E ci sentiremo presto appunto su queste onde di Radio Padania. Saluti. Buon lavoro. Grazie mille Giulietto Chiesa. Una bella analisi, assolutamente anche equilibrata, nel senso che tiene conto di tanti fattori. Penso che lui sia in una posizione privilegiata perché l'esperienza e comunque il fatto di avere altre fonti di informazione. Ci diceva che tutte le mattine guarda il TG russo. Non so è già quanti qualcosa, di noi anzi è già un dato. Il TG russo o un TG libero o di un altro paese fuori dal pensiero unico che anche in Italia ci affligge parecchio. A me aveva fatto specie una delle poche cose che filtrano della propaganda russa cosiddetta, così come ci viene propinata, e che era un filmato, quello sì era di propaganda del partito di governo che si chiama Russia Unita, mi sembra. E io mi immaginavo, siccome questo partito ci è dipinto come grande partito guerrafondaio, estremista, parafascista, mi immaginavo un filmato in cui si esaltava la Russia che combatte e andiamo adesso un attimo, siamo pronti, andiamo in Ucraina e facciamo un sedere così. Invece era proprio il contrario, cioè la parte anche di propaganda politica in Russia è volta a spiegare alla popolazione che non ci si può permettere una guerra nel senso storico di questo termine, e quindi di dire se la prendeva con i leoni di Twitter che ci sono anche in Russia. È Hollywood che ti ha rovinato la testa, perché tutti quei bei filmoni qui c'è il russo cattivone.
Putin si presta. Russo guerrafondaio. Putin esteticamente si presta, sembra uscito da un B-movie di 007. Ho capito, ma anche i socialisti, cioè i comunisti, meglio dire, non è che fossero particolarmente guerrafondai, anzi erano abbastanza interessati alla pace. Poi quello che filtra è sempre molto diverso da quello che è. Quindi allora, mandiamo una bella canzone. Mandiamo una bella canzone, non andate via perché tra poco GR, quindi nuovo appuntamento con l'attualità, ciò che noi qui non trattiamo lo fa Giuliana Bortolozzo tra poco in diretta. Angel Funkel. Mrs. Robinson.